È un sentimento che di fatto di poco è cambiato, c'era del dolore, permane attualmente ancora del forte dolore e questo a distanza di un anno lo avvertiamo ancora. Sono tutte occasioni con cui si torna a riflettere sulla circostanza che ha colpito tutti. Il fiocco rosso che ricorda tutte le donne vittime di violenza rimane attaccato qui nel cancello del comune di Vigonovo, dove per mesi è stata anche attaccata la foto di Giulia Cecchettini in altalena, una foto che è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Oggi, all'indomani della sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta e il suo assassino, quello che rimane qui in questo comune dove la ragazza viveva è soltanto il dolore. In paese tutti sono d'accordo con il massimo della pena stabilito per il 22enne Turetta. È stata fatta giustizia, non porterà indietro Giulia sicuramente, però è una pena severa. Speriamo che sia anche di esempio nel futuro, che non succeda mai più una cosa del genere. Beh, mica varia da anche di più. Ecco, di più avrei dato perché alla fine era stato premeditato. L'ergastolo secondo me l'hanno preso i genitori di Filippo, nel senso che per tutta la vita gli rimarrà un rimorso, un qualcosa di tremendo. Voglio dire, in questo senso l'ergastolo può essere giusto per il fattaccio che è successo, perché chiaramente di meno non si poteva fare, però cosa risolve? Fatto benissimo, doveva dargli anche quello che accava. Dovevano contestargli anche l'aggravante della crudeltà? Certo, certo, che è un ragazzo senza cervello per me. Meritava di più. È bello che l'hanno uccisa vicino a casa nostra, neanche un chilometro. È giusto secondo me. Alla fine era premeditato l'omicidio, anche se non voleva farlo, magari quel giorno là era comunque premeditato, premeditava di farlo. Secondo me è giusto che l'abbia dato, che abbia preso l'ergastolo. La condanna all'ergastolo per Filippo Turetta non vuol dire fine pena mai. Secondo la legge, in caso di comportamento esemplare, dopo 10 anni, ma uno è già stato scontato, quindi sono 9, gli potranno venire accordati dei permessi per frequentare percorsi formativi professionalizzanti all'interno e all'esterno del carcere. A Torreglia la famiglia del giovane è chiusa nel silenzio e il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei commenta così la sentenza. La giustizia ha fatto il suo corso. Condivido appieno le parole del papà di Giulia. Alla fine da questo esito nessuno, voglio dire, ne esce vincente. La comunità di Torreglia però ha una famiglia che è la famiglia Turetta, al quale cercherà in qualche modo insomma di stargli vicino. È una famiglia che in questo momento vive una grande ferita, una grande solitudine.